Porte aperte anche al Museo Archeologico di Sant'Angelo Muxaro. Il comune montano che gestisce la struttura ha aderito alla Notte dei Musei. Tanta la gente accorsa nel piccolo centro dell'entroterra agrigentino per apprezzare gli importanti reperti provenienti dal territorio ricco di storia e cultura, ma anche per visitare la suggestiva necropoli pre-protostorica con in testa la rinomata tomba del principe. È un momento particolare di fascino particolare, ci sarà la luce che ci accompagnerà e ci farà vedere con un altro punto di vista quello che noi abbiamo e quello che vogliamo valorizzare. Nuove visioni, nuove immagini, vogliamo valorizzare il nostro paese e le cose belle che abbiamo. Ma Sant'Angelo è anche uno dei territori siciliani più interessanti in campo naturalistico e così, in concomitanza con la Notte dei Musei, per ampliare il ventaglio dell'offerta è stato organizzato il quarto campo speleologico, fortemente voluto dal gruppo locale Canicos. Sono arrivati molti gruppi speleo di tutta la Sicilia, non solo sono state effettuate visite speleologiche, abbiamo fatto le escursioni notturne e un trekking naturalistico presso l'agro di Sant'Angelo Muxaro. Siamo all'interno della grotta Bail, una grotta tettonica che si sviluppa prevalentemente in verticale con una profondità che supera i 100 metri. Si tratta di una cavità molto interessante per la ricchezza di speleotemi. Sono presenti stalattiti, inflorescenze gessose, congrezioni a zampa d'elefante e tanto altro. In un territorio così piccolo si concentrano innumerevoli cavità. Rinomate sono quelle del Vallone del Ponte, le famose grotte dell'acqua, che sono citate già nella letteratura scientifica dai primi del Novecento. Si tratta di un sito, quello del Vallone del Ponte, ad oggi non tutelato, ma che meriterebbe di essere tutelato ed inserito in un contesto come quello della riserva naturale Grotta di Sant'Angelo Muxaro. L'iniziativa, che si è articolata in 3 giorni, ha richiamato tanta gente proveniente da diverse zone della Sicilia. Sono venuto con la mia famiglia e il gruppo che ci ha accolto ci ha fatto sentire veramente benissimo, ci ha aiutato in tantissimi percorsi, siamo stati in grotta, abbiamo visitato anche vari siti archeologici di Sant'Angelo, che è ricchissimo sotto questo punto di vista, è un'esperienza che ci ha arricchito tantissimo sia a me che alla mia famiglia, quindi soddisfatti di tutta l'esperienza nel suo complesso.